tutto dentro. A Ticino a far le foto e le corse con le moto, con i 125 per il corso a far le lingue. Radio Rodi sempre a palla, per un pelo stare a galla. Anche con 50 lire ti sentivi un gran signore. Tra di noi ci si aiutava, una colletta e ti passava. Noi né ricchi né barboni, solo un gruppo di coglioni, sempre in giro a far casino, mai paura di nessuno. La sala giochi, piena di giochi. La sala giochi, che per noi era non so cosa, forse una seconda casa. La sala giochi, piena di giochi. La sala giochi, sì, ma forse in fondo era tutto il nostro mondo. Eravamo proprio tanti, deficienti tutti quanti. Una ragazza che ci stava, forse al massimo ti dava un bacino sulla bocca, poi a casa non si tocca. Però dopo il tuo ritorno raccontavi quasi un porno. E per fare il vero uomo ti impegnavi a fare mono, specie con le ragazzine, era una soddisfazione. In discoteca ci si andava, il pomeriggio e si ballava, in un modo da sfigati, ma ci siamo divertiti. La sala giochi, piena di giochi. La sala giochi, che per noi era un non so cosa, forse una seconda casa. La sala giochi, piena di giochi. La sala giochi, sì, ma forse in fondo era tutto il nostro mondo. Poi chissà cos'è cambiato, forse è tempo che è passato. C'è chi adesso è regolare, c'è chi si sta per sposare, con le loro macchinette sempre lucide e perfette, e ci guardano dall'alto, loro hanno fatto il grande salto. Noi due poveri sfigati, noi non siamo mai cambiati, sempre il sogno nel cervello di una moto per cavallo, a esaltarci per un niente, basta che sia divertente. Poi chissà chi lo può dire, dove andremo